base dell'iniziativa vi è la necessità di migliorare continuamente la performance delle risorse umane, di ripensare i servizi sulle esigenze degli utenti e di determinare le condizioni per il passaggio dal modello burocratico al modello manageriale di governo dell'ente. Il percorso di attuazione dell'obiettivo strategico è stato scandito da varie fasi, dirette ad adeguare i processi normativi alle peculiari realtà dei comuni di Cagliari e delle sue articolazioni, al fine di realizzare un sistema integrato qualità etica. Tutte le strutture comunali sono state coinvolte ai vari livelli organizzativi nel processo di certificazione, che si è concluso a fine del 2009 e che con l'ottenimento delle certificazioni ISO 9001-2008 e SA 8000-2008 per tutto l'ente, rispettivamente in data 17 dicembre e 20 dicembre 2009. Caso unico in Italia, va evidenziato di doppia certificazione per enti locali di queste dimensioni. Per quanto attiene la riorganizzazione a punto qualificato e strategico, la volontà di confrontarsi con altre differenti realtà organizzative e con una visione più aziendalistica dell'ente ha portato ad affidare ad una società specializzata nel settore della consulenza organizzativa, individuata naturalmente con vago di evidenza pubblica comunitaria, l'incarico di progettare una nuova macrostruttura dell'ente. Attraverso una metodologia sperimentata e consolidata negli anni di analisi e progettazione organizzativa, si è giunti a formulare un progetto aperto che, partendo dai fattori che pregiudicano una gestione efficace ed efficiente di alcune attività, ne propone il superamento attraverso interventi diretti sulla struttura, ad esempio accorpamenti di funzioni, diversa allocazione delle responsabilità, di adeguamento e revisione delle disposizioni interne delle procedure operative, di accrescimento dell'informatizzazione dei processi. Un momento particolarmente significativo nell'ambito di tale processo è stato quello dell'analisi del clima interno e del benessere organizzativo, condotto attraverso un questionario somministrato a tutti i dipendenti, i cui risultati hanno evidenziato punti critici da cui partire per un'efficace gestione del cambiamento. Quanto al progetto di monitoraggio avviato sulla falsariga delle iniziative di fonti ministeriali, il Comune ha realizzato una propria banca dati sul personale che consente di tenere costantemente sotto osservazione, distinti per categoria, profilo, età, sesso e servizio, i dati relativi ai contingenti di personale, ingressi e uscite, assenze dal servizio per tipologia, carriere e mansioni superiori, mobilità, dati retributivi fissi e accessori, contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, tirocini informativi e tutto ciò che attiene alla gestione del personale. Questo nella consapevolezza che a livello di informatizzazione raggiunto oggi dalla pubblica amministrazione, il monitoraggio dei dati è strumento essenziale di governo del processo di attuazione del diritto. Si tratta di un progetto in continuo sviluppo che fornisce a diversi livelli decisionali elementi di valutazione fondamentali su dati complessi che, se non rapportati e adeguatamente incrociati, limiterebbero la comprensione delle dinamiche in atto nel settore delle risorse umane. Anche la formazione ha rappresentato nell'ambito del quadro di riferimento sopra delineato un momento di riflessione sugli scenari di riferimento futuri, sempre più orientati verso la multidisciplinarietà, la flessibilità delle mansioni, la condivisione delle informazioni e la comunicazione. Con un nuovo sistema che si sta implementando si sviluppa la forbice tra formazione trasversale e formazione specifica a vantaggio della prima, nella convinzione che le esigenze formative da soddisfare siano riferite all'ente nel suo complesso e non invece a situazioni singolari, con l'obiettivo di omogeneizzare le competenze e favorire lo sviluppo del senso di appartenenza all'ente del personale di tutti i livelli. La formazione sarà erogata inoltre attraverso modalità innovative ed efficaci, quali l'e-learning e il coaching, che si aggiungono alla tradizionale formazione in aula. Ministro Brunetta, a lei che ci segue in videoconferenza, il nostro ringraziamento convinto e sincero di amministratori e cittadini e un forte incoraggiamento per la prosecuzione del lavoro avviato. Sono certo che la completa applicazione della riforma necessita di una convinta strategica partecipazione dello Stato, delle regioni e dei comuni, affinché i contenuti e i servizi conseguenti all'introduzione della
creino nuove norme reali all'uso dei cittadini. Per questo motivo, proprio nell'ottica di creare servizi introdotti dalla riforma a favore dei cittadini, non posso che augurarmi come amministratore il massimo successo di questo convegno e naturalmente la disponibilità del Comune di Cagliari, del Comune che rappresento, ad essere presente in tutte le fasi di attuazione della riforma, anche con una partecipazione. Vi ringrazio il Presidente di questo convegno, ringrazio il Ministro Brunetta, ringrazio l'assessore Cappellacci e il Presidente Cappellacci. Era logico che ci il Presidente Cappellacci è un lapsus solamente freudiano, perché io ho avuto Cappellacci, il dottor Cappellacci come assessore e lo tengo sempre nel cuore anche come assessore, che ha svolto nell'ambito della nostra amministrazione nuove importanti modifiche in relazione appunto alla riforma proposta. Dicevo, ringrazio il Presidente Cappellacci per quanto potrà fare, augurando a lui il successo nella giornata di oggi, perché sono certo che sarà un successo da lui ottenuto a favore della nostra epoca. Grazie.